vive mingiade che pito vive mingiade che pito vive mingiade. Ecco, si chiama chi a Clausiot che dicono loro, o Clausetto Partaliam, a 500 passometros a livello del mare. Ecco, vi la fortuna di chiacchierare con storico del paese, che sa al che c'è, che è Zanier Luigi, 84 anni, ben portati, e con bravura al conto la storia di questo paese, che l'ha dato tante priadis e diocesi di Concordia. Sì. In 120 anni 200 sacerdoti, la Pieve d'Asio. Allora un lusso in quel viaggio. Di vocazioni. Clamava il più signor o la gioventù rispondeva miei? Non sai. Non puoi dire. I misteri de vito. Brava. Te chiaso nulla che si chiatim, alla data priadis. Sì, di diversi predis. Allora, mi contava il nonno che lui l'ha conosciuto 4 frati e uno zio da questa chiesa qui. Da questo chiaso antigono, bielo, che noi stiamo ospitando, sì. Chiami mol palmentim lastros di Piero, che lì al che c'è. E andi sta in priadis. E si sta sprint al borca lassù, là che la gligio oratorio. Volinus di nusal di questo oratorio. L'oratorio era l'oratorio dei preti Cavalutti, privato. E dopo, in morte del secondo fratello, che erano 2 preti Cavalutti, e in morte dell'ultimo, l'ha lasciata alla parrocchia. Però è una rarità perché Gligio e la Piero dal Lago Santo scolpito dal Pilacorte. Sì, sì. E dopo è che altre acqua sentiera dietro la bussola che hai una bellezza in pietra di autore ignoto. Dicono che il Pilacorte ha lavorato tanto qui e vi ho fatto un ritrovamento che c'è di che Piero firmato da lui 1500? E verso 1700 era il campanile, è chiattato dal campanile qui. Ma lui ha firmato il suo autografo 1591. Ecco, non preciso il parole di chiaso. Ecco, però dicono che di questo Pieve d'Asio, Pieve di San Martino, che è un gioiello come altare. Io ho sentito dire è l'opera più grande del Pilacorte. E la Viosachia a vita, in Clausiot, che è tutta la zona, la giurisdizione. Bene inta vedio questo sbieleccio artistico che vi. Sì. E voi faceos da Guido? Sì, tante volte. E qui nella chiesa di San Giacomo, che è parrocchia di San Martino, chiesa San Giacomo, è la sede della reliquia del preziosissimo sangue. Che sareste? È una reliquia portata da Costantinopoli, non si sa l'anno preciso, ricevuta in dono un Cescutti che era a servizio a Costantinopoli e tenuta segreta diversi anni in casa finché Giovanni Antonio Cavalutti è riuscito a ottenerla dalla famiglia, fare le dovute pratiche con le autorità ecclesiastiche, c'è la bolla papale che è a Pordenone con la pergamena legata, e 1757 è stata fatta la prima volta la festa del preziosissimo sangue, che non si chiamava Perdon. Perdon è diventato nel 1763 da Clemente XI, mi pare, se non vado errato, che ha dato la proprietà dell'indulgenza plenaria visitando la chiesa, facendo la comunione, pregando alcune preghiere, di avere il perdono, l'indulgenza plenaria, insomma. I lavorezzi in paradiso. Sì.
E addirittura da che date lì hanno cambiato il nome, a noi il perdono, Dio noi il preziosissimo sangue, ma il perdono. E come Dom Italico Gerometta, l'Uesti Plevama, ha tornato a rinverdire questa tradizione religiosa. Sì. Ecco. E addirittura il perdono all'inizio, quando è stata fatta la prima 1757, o si faceva il quarto venerdì di Quaresima, no? Prima della quarta domenica, che era la domenica. E come quant'esel? Come lei, dopo visto che gli affluenti erano numerosi dall'Austria, dall'Istria, dalla Croazia, a piedi, arrivavano il giovedì, che io mi ricordo, l'hanno portata alla domenica fra l'ottava dell'Ascensione. Attualmente l'Ascensione è stata portata alla domenica e perdono l'Ascensione stesso giorno. Allora qui che lo sente può venire a Clausio, vedio che sto sorto Glisio. Un altro perdono è stato istituito da Pio IX il 1 luglio. E perdon picciul, ecco. No? Però quello non si fa il 1 luglio, solo se la prima domenica di luglio cade il 1 luglio. Va bene, ecco, come vi ho spiegato. Grazie a Luigi. Scarpezz e Galocios, questo era il titolo di questa bielo pubblicazione fatto quasi 30 anni fa. Grazie e Casso di Sparagn di Udin, per via della Società Filologico Furlano, in là che c'è oro di vuio di recuperare e di valorizzare i misteri vecchiumi del Tiarnio. Ecco, questo lavoro lo vi fatto insieme a Celestino Vezzi, per via che ero appena morto Memari, e è stato uno degli ultimi femmini che facevo scarpezze per fameo, dopo facevo scarpezze, dopo ero la scarpos, ma per il gusto di fare scarpezze, perché specialmente a me mi è sempre piaciuto le scarpezze. Lo scarpezza è una calzatura, un grum leggero, e a traspiro l'upè e scarpezze sto bene. E si chiama qui a Clausetto, è un bellissimo paese, il barcone dal Friuli, si può dire. E ringrazio di cuore per l'ospitalità del Paron di Tiaso, che nos ha voluto ospitare a questo bel fogolare. E siamo qui a Clausiet, perché Giovanna Candoni, Tiarnielo di Tiabio, ha sentiasato in facchi a Clausiot. Un viaggio, Giovanna, ero la in di Clausiot, di Vit, che vignevo con la slurvaccia in tenestro bielocchiero di Tiarnio. E come per lavorare, e come per amore, tutto si è tornato qua. Giovanna, tutto si è uno dei ultimi, spero non dei ultimi, che continua a fare scarpezze, ma io faccio con passione e io faccio anche rinnovati, da cui a tutti appat questa sorta di passione. La passione forse aveva tramandata anche da Maria in fie, no? Se non che mia madre non mi insegnava più, non mi ha insegnato perché diceva che facevi male le mani, no? E io dalla passione di portare le scarpette perché mi piace, mi sei fatta insegnare da una mia collega di lavoro. E così gli è attaccato. A me piace portare, a me piace fare, perché a me viene anche bene, perché no? Dopo orgogliosa di essere Cerniele e tramandi anche la nostra tradizione. Tradizione però che è anche qui a Pievedasio, a Clausetto, a Pievedasio. No, ma che i nostri schiarnieri, i scarpezzi nostri schiarnieri sono quelle rose, loro invece no. Io faccio in Cencerosa, io faccio in quel pontale, che poi anche tempo dimostrato un momento che queste qui sono fatte dalla nonna e dal gnom, sono del primo Novecento, e sono tutte pontate a mano, no? E fatte però con la ponte per in su, che in Chiarnie hanno io faccio. In più io faccio un pontale per abbellire tanto avanti che di da ora. Ecco.
Questi sono i loro scarpezzi. Ma voto che ti svegli io, allora tutto rispontaglio, speciale. Non ero per Bieleccio, ero per rinfuarci. Ma un viaggio, no, perché non so quando saltavo fuori l'udio, per non vederlo. E c'è la srubo spia la buino e svignevo decorados, ricamados. E di fatto ero fatto appunto strega, uno a Pont Cruos, ecco. Sì, cambiava però anche la forma dal pontal qualche volta, perché se la scarpetta era da feste, fatta da festa, era un pontal, un tic lavorato, se no era questa qui tradizionale, eccola. E dopo, queste qui sono stamps dal 1936, che erano di mia Madonna, e io facevo anche per i frutti però, queste qui sono dal 39, ad esempio, che scarpezza qui, e io facevo mia Madonna, era miseria, non avevano un concè, avevano un tocco di tela dove cacciavano o dalla sberghessa o dal cappotto e io facevo i frutti, sempre pontati, questi qui, no? Poi andare, dopo ho vintacato verso gli anni 50, io ho fatto un tic con tunne rosute, sempre tradizione loro, una cerniele, e pontasco con la ponte per in su e una rosute, queste sono da frutti, da frutte. Così la Inta, poveretta, non aveva in nulla, ci arrivi di fare alla mia ora, eccola che scarpezza qui. E dopo erano anche chi di lavoro, quando sono venuti su le sgomme di bicicletta, facevano per la paiperazza, lavorare. Ecco, i mostrerin dopo, ecco tu mi hai detto che in questo, qui a Vit, in Iagins, non facevo ricamati, per vecchio un incentiarnio, i facevo nomo di vilut per sfisto o di frustagni per di sicuro. Dopo, quando è venuto l'abbondanza, gli hanno attaccato a ricamaio, come che chi vigno e te. Ecco, tu ti hai fatto scarpette, devora il costume che tu porti. Io non sono così bravo, io ho tolezzi da Dina di Salim, perché andai dos femmine a paular che io faccio, e la Pole e la Dina di Salim. Allora come presenti la signora Elda chi di Colledani mi ha detto di Clausio o tanto è di Pradas e specifichim Pradas alle un biel borcali ecco specifichim tanto e passo anni ben portati ecco da quanta vi so fatta cata fa scarpezzella. Da quando sono tornata, perché ho tanto girato, stare tanto fuori, tornata definitivamente in Pradas, allora è attaccata a fare scarpette per me, per te inchiatici, no? Però per lavoro sempre con la gomma sotto, ma non di bicicletta, di gomma pesante. Perché non si fruiasse. Perché non si fruiasse. E la suela di gomma serviva forse anche per 2-3 viaggi di copertura. Asci recuperavo, allora solo la... Addirittura che Pigregni citava ben il stampo perché pipicciui. Ecco, disin che la cuvierta si fruiava, no? Allora la gomma non si fruiava tan facilmente e un viaggio non si trevo via nuio. Si buttava via nuia. Ascoltai Telda, ma bielo che ponto hai, sono un grunzivi, un tic di ponto la facevo anche paular, perché da noi in Chiarnio ogni canale che tu vas, avevo la so modo. Perché veniva fatto che ponto, ero la modo di Clausiet. No, per dire la verità, ultimamente non si faceva più con la ponte. Ultimamente no, tarons, normali. Si facevo tarons perché si stava ma sottimpa a fare con la ponte e dopo pensi anche per comodità dal piede. Stavo con la ponte taronda. Ecco, allora lo stamp c'è molto tagliaviso. Da noi recuperavo per film la chiarto dai libri di Lattario che vi mal di stamp. Sai, ecco, fanno svedio Giovanni. Ecco.
Ahí si recuperavo per fin te libri andero chiaristio per fin di chiarto pensai e tal libri di lattaria si tagliavo fuori lo stampo. Oh, sì, si c'era sempre da via una chiarta, un impesante perché poteva mettere la gugela che fermasse il stampo sul velluto o sulla stoffa. Ecco, questa qui una bielo. E mettevi so chianaipo, perché chi vi mente la chianaipo che non fa svedere la chianaipo grezzo per fare lo spali. A chi è clausio per vecchio si metteva la chianaipo. Sotto paludon, non di aiuti. Sotto paludon era un posto in cui faceva e metteva la chianaipa. E dopo la filava, io non dico la verità, non ho mai filato. La mettevo a dismulia, al di giuti te poccio di ago, tiravo fuori la fibra e filavo. E dopo la filava e a vita, all'era un che faceva dopo filato, faceva la stoffa. Al facevo al chiesevo la stoffa. Sì. La sbleons, si faceva la sbleons di chianaipo. La stoffa che dopo tu facevi so bleon, so cucinella, c'è che capitava da fare. Ecco, a viti ero in braccia si due, no Gigi? Ecco, allora come i presentini Gigi, passini davanti, allora le Celestino come che riprendi Gigi, allora bevi senti che si due, no? Sì, allora c'è si due, chi ha closet. Fin quanta ne durava? E ricanai io con le morte l'ultimo. Dunque, per esci un anno o due prima della guerra. Ecco, come 39. Come non fa vedere le varianti di scarpezza loro Elda, che sta qui era un copertone di bicicletta, No, di bicicletta. sarà di moto, di camion, e beh ma... Il bordo, no che il di miec, ma il bordo in banda. Però se la scomprava bergiatades. Ma volevo buonos mans attacca sulla gomma e cuvierto. Sì. Dopravis allora con c'è gugelo, dopravis la stanaio, c'è molto funzionare. Con la stanas la gugela se la metteva in tal savon. O te c'ero di a... Ma no, c'era di Era un luscio? Tal savon. Si filava la gugela tal savon e dopo in tala gomma passava via la svelta. Sì, ma attocchiavo via un buino nerva duro. E quando stampava la gugela dal vignerolo, Senza ponto, faceva il sangue in tal rubo scutocchiavo. Ecco, allora come facine vedio la chianaipo, a chi di cai facine vedio la chianaipo. Allora, questo Giovanno e la chianaipo grezzo, sì, queste qui, che dopo veniva filate praticamente, passate. Dopo il tempo sono modernizzate, le passate alle spali, alle spali. Che tu dopo sturo di vuio. Non la lucciati sto da comprare, Giovanni. Che è veramente alle che i vecchi che mi hanno dato che femmine che non facciano più scarpezze, in dai tanti per dire il vero. Tu hai da fare scarpezze fino a 90 anni, non c'è tu. Ma in piacenza stare scontente, però allora per fare che scarpette per fare la suela si comprava il pontarul perché la suela era dura per sbugiare e si udava si aveva un bel par di tanais, queste qui sono fatte dai Favris che sono datate dal 1898 e si aveva il gujalar e fa sempre che schioms che si regalavano alle smorose praticamente il come pegno d'amore. Allora ci dirà Giovanni che questo pontarul che tu hai detto tu la chiami la subulo è l'utaio scarpezze. Io tu ne che fra noi in chiaro non si capisce. No, si dice pontarul, si dice scarpel, ecco, scarpel. Cambinchianà. E si attaccava
praticamente si attaccava a puntata in ponfis davanti in daur fin quando che si finiva di fare la suela, ecco, questa è la suela finita. Tutto straponzi mo a mam. Troppo tempo ci vuole a strapongi in suelo. Dipende il pitch tan gran calè. Hai capito? Un pressoché una... E a TV lunedì forse la Elda sta anche manco che è bravissima a trapontare. No, in lunedì non si piace, eccolo. È la Elda straponci. Allora che per far capire a qui che non si che quando i compro un paio di scarpezze non so mai pagazza a vondo, perché che se tu metti in conto lo tempo, lo lavoro, come tutti i lavori artigiani, non so mai pagazza a vondo. E sono io su due veramente di uno femmino. Con questa qui ha il stamp tagliato. La cubierto? Sì. C'è clamis tu che hai? La tomera. La tomera è brava, La tomera, ecco, no, non come diceva diceva Schiappin, ma io non si... No, bene. Allora chi a Claudia Schiappin, se non si baruffin. No, Schiappin. Bon, e dopo si l'usciere, praticamente si l'usciere, si tacca la cordella di lane e dopo una cordelle nere per cuviergi ben e dopo si mette la centine. Ecco la centine io dico il guardol a cecco vente il guardol e anche Clausio ti dice finalmente che dice il compagno No, che abbia si dice centine. Sì. Il guardol a cecco ventava il guardol si erge per dopo taccarlo su scarpette, no, praticamente. che non si sbreghi lo velù sulla suela, sì, non si può staccare in certi paesi attacchi sul veluto ma si sbrega, non dura troppo. Ah, boh. E noi invece si usa queste centine per attaccare, la centina serve per questo. E dopo attaccazzule finiti le scarpette, eccola. Ecco, però tu l'hai fatto curte bielo, ma per fare un paio di scarpezze ci vorrà una settimana, dai. Allora, domandim a Signora Elda, in team di Vuero, ci mettevi per fare scarpezze in Furlanio, e dopravo anche la fueo di Panolo dal Sorc. No. Si c'era in tai bregons vecchius lauda pie il dito o d'una giacchetta la schiena della giacchetta ma no ma stoffa. Allora io emigranti quando lavo tal foreste domandavo e mari e femmino dammi un paio di scarpezze per pausare col pe. E c'è chi? Sì. E io in Lussemburgo ho veduto a camminare in la stazione di Lussemburgo un furlan in scarpezze. E c'è bravuro Calvarà avuto. Sì, in scarpezze in Lussemburgo, in stazione. Ecco, invece io emigranti dal Forchi lavo in Sudafrica, per Sudafrica camminavo in scarpezze. E su Contaraio Nato, la Maria Tore Barbina erano professoressa di Furlanio, un grum che tenevo sus ancios. La Somari Adelina Primus, che ero di Fielos, soro giui, e la do maridasci in Sardegno, con un financiotto. E per una zona di mondo, la Barbagia. E ahí giravo tutti scuol su fruz e questo femmino si metteva a fare scarpezze perché biado canaio e ero gli anni 30 pensai che la nostra tradizione e la do enti fuori in Sardegna e a Torpalmont e c'è chi noi quando in via di chi al monte si portava in lavoro sempre scarpezze per stare in chiesa. Allora Giovanna, te chiarno ogni paese, ogni canale ha la sua forma. A chi vincerà di portare di riprodurre un campionario e che non le tutte. Allora, se tu lo fai vedere, magari io prince che con la spigo, sai, sono di inchiaroi che anche ponto un tigre alciato. Sì.
che altri hanno vinto perché a Tumiec, 30 anni fa, avevo fatto un concorso per scarpe PBA e là che cui che avevo vinto ho chiappato la coppa e mi pensi che mia madre ero arrivato alla seconda proprio con quel par di scarpezza e avevo tanto bravura neanche a fare bot fis che ha avuto e non avevo bravura per via che coppa che ero su due del Sovito. Dopo che pari pantoffe vende di Viano, che io mi ha dato Wanda Zanier, che è venuta qui con noi a riscoviergi la sua radice, perché Zanier ti par da qui. Ma dopo tu mi mostri Tio, che ha strappato giù la tua Madonna. Che erano i scarpezzi praticamente che mettevi alla festa, ecco. A tirare un po' il cerniel perché hanno un tic la ponte per insomma 80 rotondate, a rispiedi che hai ti spuntati con la ponte per e abbiamo un biel decolleté però. Birissimo, chiave. Sono veramente biei che sì, sono biei. Avevamo tutte, allora, da dire, no, che in chiarni e noi ed in un sovrepont così. Invece che fare il punto smerlo, fare praticamente un burdin. Avendo tutti su a Torator e poi il guardo. Veramente, no, sono veramente da decolleté che c'è qui. Se un par di scarpe tu compri, tu paghi 100 euro, se paghi tu scarpe dagli nerfato a mano? È una domanda che ti fai a te, o questa? Sì, è vero, queste comunque sono scarpe di ecco. Giovanna, quando tu vai fuori, ti mertias che magari ti compro in ti scarpe, magari dici, ma c'è chiarsca, con ad alzare l'unas. Non capisci la discussione. Ecco. E allora mostro che tu dici c'è opera d'arte che io. Sì, di fatto mi dici, c'è tanto, io ventiasche. Che c'è chi adesso... Non so mai pagliazza. No, appunto, che se ne devi andare a fare nessuna roba di Casmarimont. Però fa un par di scarpezzi di peciotte, insomma, a costi, non tic, però hanno il loro valore. Valore di salute, ci mostri una novità, tu hai da fare vedere. Allora, un 10 anni fa, io sono là da un pellegrinaggio in Val d'Aosta e Madonna Nero che ci ha minato 15 ore, su una roba impressionante. Insomma, mi hanno veduto a torre in scarpezzi, no a camminare, che se no non tornavi a casa né con la cuvierta né con la suelo, per pausare. E uno signore mi ha detto, noi io facciamo con la ponto quadrato, ma mostro c'è originale chi sono. Perché, sono pizzivili, sono tigrustici, diciamo. Allora, strappon giù di devor, pensate con c'è ponz con la chianaipo. E tagliate già fa il bordo e con la ponto quadrato. Ecco, questo... Sono anche gli stessi nostri, però ti dicerai che questi sono un po' rialzati da ora, che non rialzati così, i nostri sono più dritti. No? I vende insieme in Val d'Aosta e ti parvedio le differenze. Comunque anche la Valtellina ha un tipo di scarpette, però porti scarpette in loro mi hai veduto in un mercatino una volta che mi sentiva. Come gli onestri? No, come i nostri non sono qui no, questo no. Comunque no, valin per scarpette. Madone vuoi cangiare Madone vuoi cangiare Madone e caniamo andata di Ma tu sai fare di tutto, Giovanni. E tu fai scarpette e tu guidas con 4 guidas di fier come un viaggio. Ma e tu fai al cims? Però. Ecco, questo non c'è il cim fatto per portarlo. Io ti facevo invece che mia Madonna io avevo fatto di lane di piore filati e fatti ieri che stia qui. Avevo la spiuros e la tegnevo per pelano. Ma dici che ero fatto la scarpetto per via se si fruiavo la scarpetta. Brave. Alla distaccavi e tornavi, restava la gambe buine e tornavi a fare la scarpette.
anche come in Chiarni che noi in questa tradizione qui di fa sì, che dopo la modernità tu fai tutte taccate che vengono forse poi appunto per gludiano usavano il gludietto. Giusto? Questa Finalmente che hai capito. Sai tu che lo guglietti l'ha mettuto come simbologia de Chiarnio e lo fa sentire gli orafos, lo fa. Lo ha lanciato per film romano Pellegrina da regolare. Allora, usavi il gluglietto, no? L'ha un cur puntato verso destra, no? E infilavi dentro il fiere e tenevi in ferie e lavoravi, quando allavi a lavoro e a portare il dalle dan o per i prazzi, cioè, no? A Clauset tu chiates 2-3 gluglietti per famiglia, mo. Avevo anche che usanza che io in mano sono moderno o sono vecchio? Questo viene dal docente, mo. Di Clausiet. È stato un sciore. Ecco, disin che è l'iniziale. Io placevo il biele in un viaggio, non ero miserio, ma il biele. All'era lavorato e con le iniziali, che veniva regalata dal moroso, cioè, che di me madonne hanno là le iniziali, però hanno di 3 tipi a Clauset chiates. Il gruglietto di piel, sempre col cur fatta a sinistra, che erano i puipurs, che erano i sciors che regalavano alle morose, e dopo che i puipurs lo facevano di legno, lo infilavano sempre in tal grimar, e mettevi il fier che lo tenevi a ferro e guidavi. Ma voi tu metti lo cuore, rappresento tutti. Non avevi in cunce fallo, lo facevi di legno, se no con un tocco di piel come che tu io stu, ma gran parte sono questi, ecco, che due qui. Alle biel che tu non vedi fatto vedere, perché in Chiarnio gli hanno detto, ma sono invenzioni come non è vero, che sta qui io vin documentati che sono per fin datati. Elda io vin quella data, no? Anche voi in Vesun il vostro. C'ero Elda vignot camo, do pravi solo gugliet, voi quanti rispoemo? Quanto? Quanti rispoemo? Garzona. Garzona. Ecco. Sì, do pravi che lì. Ho anche quel di legno. Come che mi poteva chiosare. Dentro e via. Hanno io una moda vecchiuno e a vondo... Moi come io che faccio dopo più facilmente che lì. Perché che schermi va me che non sta alle sì. Ma come io dopo che schermi. Insomma, a Casui vi imparato che si tiene il guglietto, mai non arrivavi a Clausiet, io non ho mai veduto, mai non sapevo che dal guglietto. Ecco, e in Chiarnio si è stato per terzo paese, ecco, e ha sitiato, sì, non sta preoccupato, andeca con sì. E mi contavo io a Gims che veniva su tes nostros mons con loro orment in Galogios a San Francesco facevo plenos tutos in lem a chi alle il traim in corean coi glacins spiegainos con celen che veniva fatto in Povol c'era la spiliseres, né? La spibielas e la spiliseres. Di Povol, Pioppo, e dopo a sera che di rep, di faggio perché restava legno più bianco perché si la slavava, si metteva anche la varichina per fare le vignibielle nette quando era da venire da in paese o la festa. Il mio 18 anni, Elda, mi hanno regalato le Galogios in coccolar. E mi pensi che in febbraio avevo neveato e sono partito dal mio borgo di Danders e come su Bierbio sono partito in Galogios. Sì. Nessun lavo in quel viaggio, era una rarità, però mi è sempre piaciuto questi scarpezzi che Galogios. Ecco, mi hanno fatto il traim a Muino, allora uncle facevo Fabris, il traim e le Galogios, questos operos d'arte. Sì. E chi andava tempo faceva
cui le faceva più bielas e qualcuno Si insegnava alla mia ipotesi. alla mia, sì. Allora, Davide Marcuzzi di Vito d'Asio, nasciuto dal 1881, Davide, e la Bruta mi ha regalato questo galogio appena stampito, appena abbozzata. Sì, no, era rifinita, bene. No. Allora, vuoi la sfreavi parfum perché fosse... Per in paese o per a messa bisognava lavarle bene, metti la varichina perché vedere nette, biele, nette. Allora si ballava in galogio su un viaggio? Beh, che da ballare in galoccio io no. Allora mi ballava in scarpette, che era pilizior. Ecco. Si diceva magari in galoccio se pioveva fin in dove era che suonava. E dopo magari si metteva scarpette, si portava scarpette. Fin sul breare all'aperto. Ma più di tutto si ballava di inverno, d'estate, pure perché... Si aveva di lavorare. No, ma gli uomini erano tutti a lavorare fuori, all'estero. Allora, mostriamo un par di galoggios di frutta che sono proprio bielos. Trojan barane che sto galoggios. Ah, non sai. Che non hai, ma tenti. Ecco. Tenti. Enti io frutti si mettevo galoggios. Sì. Io ho una fotografia di 3 anni con le galoccios. Perché li si è arrivato fino a 80 eroz? Ecco, questa qui è uno galoccio vecchiono e veniva attaccato tra in bando con i Claudins. Dal canale di San Francesco si faceva pleno tutto in lema, a uso olandese. Sì. Qualche Nart Cagnash, Nart Cagnash gli faceva con plen. Per fare le galoccios, io provo che sti impreso un parastia denti la miolo, no? Sgrazzim. Ecco, come diceva Giovanna, che vigno qua perché anni fa sono stato dal comune di Clausie. E te entrato dal comune di Clausie ci hai veduto i suoi scarpetti esponuti in sede dal comune. Beh, se prima ero considerato lo scarpezzo una calzatura umile, a vederlo in mostro permanente a un comune, una bella soddisfazione. E fa da te? Sì, fa da me, ma però insegnata dalla Elda. Infatti il corso era in Chiei con noi. La Irme come ricam e voi come scarpette. La Elda ne vorrebbe brava a fare scarpette perché sì, vieni in mostra lassù. Scarpette fa di pecciot, fa da che scavola vieni imparare, in più lei anche al di ricam. Ogni famiglia era una femmina che faceva scarpette, perché se non faceva scarpette non poteva... appunto, ecco, alla de di Giud che non ero abile a fare la femmina di chiaso. Sì, ecco. Sì. Ecco, a me incuriosisce una ruba e su domande se l'avevi sentito altri. Allora, quando si lavo in mont a SEA, e vi ho bielos mont sentito altri, a si dopravo lo scarpezzi, però las ciaffos, dal canale dal but griffettos, che ero a uso di spuntons di fier gris in miniatura, che veniva allacciata a scarpette per non sbrisciare dal prato. Usavi sentito altri? I gris, no, las femmine, sotto le scarpe, ma non sotto i scarpetti, no. Chi è Clausia non è mai sentito. Questo era un amore chiarniello, so che veniva pras pim ribo dei loro, perché? Però noi mettevo in le stucole d'inverno, quando era glass per le strade, perché non avevo strade in chiarni, avevo tutte strade di Rive 1. E avevi i ciocoli? E le stucole?
E mettevi i grifschi che non avevano la dalme di glaciere. Allora Gigiuti, ascoltate, qui come stiamo cavilando la differenza tra glacims e tra fiers. Qui io hai uno galogio avendo fruiato. No, guarda, questi sono i fiers. Questi sono i fiers, che sono inclaudati, che sono inclaudati, che sfierchi abbiamo fatto in tale scorda dal falcin. I vendi vat for de falci. E non taglio a. No, hai la butta via che è fruiata, Non sai se mi spieghi. È possibile. Hai la coda che va che si tacca intorno il legno. Sì, intorno il falchiare. Sì. Che hai una char dolce, ma char. Hai capito? Allora che hai faceva almeno che quei venuto che era un frare per sgalocce. Per sgalocce. E le sgalocce, queste schi sono piccole, ma che grandi, faceva un tappo qui, più grueso, per poter mettere i claus più. Per non sbrisciare al ghiaccio. Sì, no, ecco. I claus da fermare i fiers più lunghi. Hai capito? Perché se no vanno fuori per dentro, no? Ecco, noi ogni anno abbiamo invece las ciaffos e sono questi che las mettevi te scarpezze quando lava se hai in monte. Ecco. Allora questo. Come i glacini invece alle single. Questi sono i fiers. Sì. Il glacin alle single non ha il fier da inclaudare, hai paradente direttamente il glacin in tallen, senza il fier da inclaudare. Hai capito? Lo spuntone di fier lo paradente in tallen. Lei fatto spicciato di tutte le bande. Hai capito? Però che il calvato a legna è leggermente più sottile. Hai capito? Dopo una curiosità, i vino ponto pet nu alle un'impresa in len che faceva d'armedos o galoccios al mentevo tal peccius. Allora che sta qui era un'impresa in len che lo mettevo tal stomi tra stomi e la panzo e lo peavo per fare le sgaloccios, per non tagliarsi, per non prendere il seggiolette, vedi che savios. Sì, hanno lei usato lì, hanno usato un ebreo grande, con la cinghia. Ecco, e questa qui lo peava da la venina, Giovanna. Questa chi è le Clausedane? A Clausedam, questa qui è rubo Clausedano. Ecco, da noi mi hanno detto che è il ponto pet, per non farsi male, ecco. Allora vi la fortuna di vio con noi anche il signor Vieri Fabrizio che è stato che porta in avanti, al continuo a portare in avanti grazie alla sua passione per arte, per il suo paese e ha accettato un tocco dalla Pilacorte, un tocco autografato e stanno rubo e penso una soddisfazione unica. Sì, questo ritrovamento è stato una grande emozione, è un avvenimento molto importante per la storia dell'arte del paese, perché ricordiamo che il Pilacorte qui ha realizzato la sua opera più grande e maestosa, che è l'altar maggiore che si trova nella Pieve di San Martino, che è la chiesa più antica del nostro territorio, che è stata realizzata tra il 1525 e il 1528 ed è tuttora visitabile e ci può ammirare in loco. Dai documenti d'archivio si sapeva che il Pilacorte aveva già però realizzato un'altra opera, un altro altare, questa volta per la parrocchiale di San Giacomo. E abbiamo il contratto originale tra i camerari di Clausetto della Pieve d'Asio e il Pilacorte che commissionano appunto questo altare. Quindi si sapeva che era stato realizzato e anche pagato, perché abbiamo anche in archivio i documenti che comprovano il saldo dell'opera. Di questo altare è andata persa ogni memoria, perché nel corso dei secoli la parrocchiale di San Giacomo ha subito numerosi cambiamenti, è stata ampliata e completamente ristrutturata e ingrandita a metà del Seicento dal pievano Giovanni Mazzaroli. Quindi probabilmente in quell'epoca lì l'altare, che ormai diciamo era passato di moda, c'erano altri gusti, si andava verso il barocco, quindi gli altari lignei molto ricchi, gli altari in pietra non usavano più e l'altare probabilmente è stato demolito. Quindi solo attraverso i documenti si sapeva dell'esistenza di questo altare. Però grazie alla memoria storica degli Ongaro, i Zanier, appunto Gigiutti e Corrado, che sono i sagrestani storici
della Pieve, ci è stata comunicata questa notizia che dopo il terremoto era stato recuperato un frammento che era stato riutilizzato come gradino del campanile. Quando verso la fine degli anni 80, primi 90, è stato ristrutturato il campanile, è stata demolita la scala interna e uno dei gradini di pietra che costituivano l'alzata iniziale della scalinata è stato buttato in disparte, appunto recuperato da Corrado Zanier e messo da parte. Questo recava un angelo orante con l'imposta di una candelabra con una tipica decorazione rinascimentale e appunto è stato accantonato, messo da parte perché si pensava che fosse una prova mal riuscita dell'altare di San Martino, perché il pezzo in effetti è quasi identico alla base della mensa che si trova nell'altare di San Martino. Quindi siamo riusciti, grazie a questa segnalazione, io assieme alla dottoressa Isabella Reale, a recuperare materialmente questo pezzo, accorgendoci che in realtà si trattava di un pezzo dell'altare del 1521. La cosa più importante è che sul fianco di questo elemento lapidio si trovava un'iscrizione dove c'era la firma autografa del Pilacorte, come d'altronde il Pilacorte faceva quasi sempre nelle sue opere, quasi un marchio di fabbrica, la firma si trova quasi in tutte le sue opere. In particolare la cosa più importante che veramente è stato un avvenimento è che il Pilacorte autografa la sua opera, ma dichiara di averla fatta assieme al figlio Alvise, et eius filius Alovisius facebant. Finora nella storia dell'arte non si conosceva la figura di questo figlio Alvise, o Luigi, perché Alovisius può essere tradotto in varie maniere. Si conosceva l'esistenza solo della figlia, dove lui poi è andato a stare negli ultimi anni a Pordenone e dove è morto nel 1530-31. E pertanto si scopre una nuova figura di questo collaboratore, questo figlio Alvise, che probabilmente è premorto al padre. Infatti i nipoti, i figli della figlia, uno dei nipoti si chiama Alvise Casella, il figlio di Donato Casella, che era il genero e collaboratore, anch'egli artista. Si sa che questi artisti del Rinascimento avevano spesso delle famiglie dove collaboravano i figli, i fratelli, i generi, e così era anche in questo caso. Quindi una notizia veramente importante per la storia dell'arte e per il territorio di Clausetto. Adesso il pezzo è stato esposto nella chiesa di San Giacomo, dove si può ammirare. Ecco, veramente sul consiglio di là vedio che è un tocco unico autografato dal Pilacorte. Siorvieri, a me ha sempre impressionato la Pieve d'Asio di San Martino lassù, questo altare, un opera grandioso. Ma mi domandi, ero inta la buina un viaggio, ero pastuors, ero boscadors e migranti. C'è molto facevine a paià questo operos d'arte, in questo glisio lassù di Vitto d'Asio, in chi a Clausiot, indulato le vini Bates. Ecco, in realtà la commissione artistica nel territorio della Pieve d'Asio è sempre stata di alto livello, perché abbiamo i più grandi autori che lavorano qui nel territorio, a partire dal 400 e dal 500, perché non solo il Pilacorte ci ha lasciato più opere, appunto 2 grandi altari, tra cui il più grande altare lapidio del Friuli, che è appunto quello di San Martino, ma anche Giovanni Martini, il famoso intagliatore e pittore, che a sua volta aveva realizzato un precedente altare per la Pieve di San Martino, che purtroppo è andato perso, ma di cui è rimasta la figura della Madonna col bambino, che adesso è conservata al Museo Diocesano di Pordenone. Quindi una committenza importante. E giustamente si dice: ma come un territorio di montagna, povero, come facevano a permettersi? In realtà, ecco, c'erano delle famiglie molto importanti, della borghesia mercantile. Qui si era sviluppato a partire dal 600 un grosso commercio, in particolar modo per quanto riguarda il legname, e ci sono alcune famiglie che si erano arricchite notevolmente nel commercio del legno
con la Repubblica di Venezia, e quindi trasportavano tramite il torrente Arzino e poi nel tagliamento e fino a Venezia questo legname di cui Venezia era sempre alla ricerca, perché ovviamente aveva bisogno del legno per le E ha navi. contribuito anche la Tiarnio al legname di via fluviale. Assolutamente. Infatti i clausetani non trasportavano il legno di qua o solo di qua, ma lo portavano dalla Carnia. Lo fluitavano dalla Carnia. In particolar modo ci sono due famiglie, la famiglia dei Concina e la famiglia dei Politi, di cui addirittura la prima ha raggiunto la nobiltà nel 600 e poi nel 700, e hanno dato grandi personaggi, grandi dottori, teologi. Il domenicano Daniele Concina, che è arrivato al soglio pontificio a discutere, a essere consigliere di Papa Benedetto XIV, e ha scritto decine di opere teologiche, è stato uno degli intellettuali più eminenti del Settecento, ovviamente seguendo una corrente rigorista di quello che era il clero clausetano, quindi contro il secolarismo che cominciava nell'epoca dell'illuminismo. Quindi queste grandi famiglie di cui si diceva commissionavano privatamente e pagavano queste opere, senza scordare oltretutto la famiglia Savorgnan, che era feudataria del territorio della Pieve d'Asio, e che a sua volta, anche per tenersi buoni, diciamo, i sudditi, dai quali traeva notevoli rendite, commissionava queste chiese. Infatti sulla Pieve di San Martino, sul portale d'entrata, noi troviamo lo stemma della famiglia Savorgnan, e sull'altare del Pilacorte, sotto la Madonna in trono col bambino, c'è lo stemma dei Savorgnan, che poi è quello di Udine, quindi con la squadra bianca e nera, e c'è scritto HI in fianco, che dovrebbe essere interpretato come hic imperant, quindi qua comandano i Savorgnan, e quindi una committenza anche da parte loro è molto importante. I Politi hanno commissionato altari, anche quelli fatti con la pietra del paese, delle cave del paese, che sono nella chiesa di San Giacomo, molto belli, del Settecento. E poi la famiglia Politi ha dato anche un autore importante, un pittore dell'Ottocento, uno dei massimi esponenti dell'Ottocento friulano, che è Odorico Politi, che pur essendo nato a Udine era di famiglia originaria di Clauseto e particolarmente del borgo di Dominisia, dove i Politi avevano la loro sede, il loro palazzo, mentre i Concina avevano sede nel loro palazzo di Triviate, e poi si sono in seguito trasferiti a San Daniele del Friuli. Ecco, lui è un grande attaccato e socchiero, mi sono accorto con l'entusiasmo e con la passione che mi chiacchiero in queste opere d'arte. Lo spopolamento dei monti in Tiarnio, che qui alle grandi, tutto il monte è spopolato, non può dare essi un attrattivo, un volano per die intornaita, vedio, le nostre opere d'arte, ma anche voi con la tecnologia, perché no, a vivi. Assolutamente, infatti noi come gruppo di giovani e di volontari in questi ultimi anni ci siamo dedicati a far conoscere e a rispolverare queste opere d'arte spesso dimenticate. La Pieve di San Martino è un esempio proprio in questo campo, perché chiusa da molti anni, in abbandono dopo i restauri del dopo terremoto, adesso è oggetto di una campagna di studi, non solo che riguarda l'altare del Pilacorte, su cui sono stati effettuati dei saggi di pulizia grazie ad alcuni contributi ottenuti dalla Fondazione Friuli, che hanno permesso, sotto la patina di sporcizia e i depositi di nerofumo, di riscoprire le colorazioni originali del Pilacorte, perché il Pilacorte dipingeva e dorava le sue opere. Raramente il colore di queste opere si è salvato, perché eseguito su pietra, quindi di molto facile deperimento. In questo caso, grazie allo sporco dei secoli mai pulito, sotto questi strati si è ritrovato il colore, i pigmenti originali del Pilacorte. Quindi adesso noi abbiamo proposto un restauro, richiedendo i fondi nuovamente alla Fondazione Friuli, per poter riportare alla luce questo. In più, grazie al contributo di cui parlavo prima, abbiamo scoperto dei nuovi affreschi nella Pieve di San Martino, in particolare l'affresco di un Cristo in croce che si trova sotto l'arco della parete di fondo dell'abside,
e che secondo gli storici dell'arte che hanno potuto finora studiarlo e visionarlo sarebbe stato eseguito nel 400, il che renderebbe ancora più antica la pieve che secondo i documenti risulta edificata nel 1503. Però la presenza di questo affresco retrodaterebbe la costruzione stessa di una parte della pieve, perché con gli scavi archeologici degli anni 90 dietro la pieve attuale sono state trovate altre 4 pievi che risalgono fino all'epoca carolingia addirittura, quindi vediamo come l'insediamento qui era molto antico. Ora, noi abbiamo coinvolto il FAI, il Fondo Ambiente Italiano, che ha fatto una giornata, ha dedicato una giornata 2 anni fa alle opere d'arte di Clausetto, che sono tantissime, importanti, ma poco conosciute. Quindi noi crediamo che la cultura possa essere un volano anche per ridare vitalità a questo territorio. C'è chi mi augurio parvio che nostro piccolo televisione Tiarniello video telecarnia a faso riscuvierci la sbieleccio di questo nostro mondo un grande smenteado. Grazie di cuore per questo sbielos notizias che nos ha dato. Mandi. Capito di mingia